questi giorni sto guardando con interesse i giornali locali, Facebook e tutti gli strumenti di comunicazione e mi sono accorto e mi sono reso conto e ci si rende conto, vi rendete conto anche voi, che ci sono le elezioni regionali. Bellissimo, perché ho visto tantissime persone, tantissimi candidati che hanno già amministrato la regione, sono già amministratori in regione, però stanno saltando da una parte all'altra, quindi c'è qualcuno del PD che è andato con, c'è qualcuno della Lega che è andato, che sta creando qualcosa di diverso, insomma, vedo che c'è un fermento molto interessante per voi che vi vedrete arrivare a casa tantissima comunicazione, magari vi romperà anche le scatole, anzi sicuramente vi romperà le scatole. Io credo che comunque ci voglia un po' di coerenza. Io ci sono, si spenderanno in queste elezioni regionali per promuoversi, perché bisogna arrivare alle preferenze, no? Noi non siamo molto bravi nello scrivere preferenze, in particolare nella nostra zona, nella Bassa Padovana. Speriamo che questa volta i pochi elettori che vanno a votare, perché sicuramente ci sarà una parte di elettori che non va a votare, quindi astensionismo sarà il primo partito, sarà il 45% minimo. Spero che in questa tornata elettorale si faccia un salto di qualità nel nostro territorio, e cioè che si metta la preferenza, perché le persone sono importanti. Chissà dove mi porterà questa mia passione, ma un risultato c'è già. Io ogni giorno ho centinaia di persone che mi chiamano e mi dicono vai avanti. Sì, io scelgo te, si può fare.